Con Luca Calenda, titolare del Gallium Solighetto, come nasce questa iniziativa del drive-in e soprattutto un'iniziativa per rispondere a una crisi terribile come quella del coronavirus? Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere venuti a trovarci, soprattutto in questo momento che è molto triste perché purtroppo il Covid ha colpito inesorabilmente tutti quanti, anche noi che abbiamo dei locali di dimensioni importanti. Qui produciamo anche la birra, come potete vedere da queste cisterne, siamo completamente fermi e per cui, come dire, di necessità virtù abbiamo pensato di far accedere all'interno del locale, nel nostro compendio interno, l'auto vera e propria, che di solito qui non ci accede mai perché è una cosa molto particolare, e la possibilità quindi di assolutamente in tutta sicurezza ritirare il mangiare direttamente dall'auto e uscire dalla parte del birrificio. È un percorso naturale, non abbiamo dovuto crearlo, ce l'abbiamo, per cui abbiamo detto perché non dare questa opportunità anche agli amici di Pieve di Soligo che tanto ci sono affezionati. Beh, diciamo che il classico drive-thru che troviamo in catene simili, per cui niente di difficile, si arriva con la macchina, si accede al primo step dove si può ordinare la pizza, i galletti, la birra, i panini, quindi la birra logicamente per asporto, non se uno guida chiaramente. Menù ben illuminato, spieghiamolo. Menù ben illuminato. Si accede al secondo step che è vicino alla porta d'ingresso e quindi una ragazza esce con la busta e la consegna all'auto e l'auto chiude il finestrino ed esce tranquillamente senza scendere dall'auto. Ecco, rispetto a chi si lamenta e basta, ecco, tanti imprenditori sono in difficoltà, lo sappiamo e siamo vicini a tutti loro, però di fronte ai momenti di difficoltà si può trovare anche una soluzione, trasformare, si dice, un ostacolo in un'opportunità. Voi siete la dimostrazione. Sì, cerchiamo logicamente in momenti difficili, cerchiamo delle novità. Questa è sicuramente una cosa che non avremmo fatto in tempi normali e quindi si possono trasformare in iniziative importanti. Che magari potrebbero andare avanti anche dopo l'emergenza coronavirus. Perché no? Secondo me è una cosa che ai giovani piace parecchio. Ecco il primo cliente che ovviamente conosceva già il menù, ma altrimenti dove si può vedere il menù? Altrimenti abbiamo appesa qui la lavagnetta per il conducente. Se dall'altra parte ha la moglie o chiunque che dice che cosa ordiniamo, ne abbiamo messa un'altra dall'altra parte. Come ti sembra questa sfida del Gallium iniziata proprio in questa seconda fase dell'emergenza coronavirus? È molto importante perché, come si dice, a mali estremi, estremi rimedi. Allora è rimasto soddisfatto di questo servizio? Sì, molto, è molto comodo perché senza scendere dalla macchina sono arrivato, ho ordinato, tempo di prepararlo e adesso vado a mangiare.